Ora in Veneto, seconda regione dopo la Lombardia per numero di morti e contagi. Per le ultime notizie ci colleghiamo con un altro dei nostri inviati, Riccardo Porcu. Allora Riccardo, dove sei e com'è la situazione? Sì, questo alle mie spalle è l'ospedale di Schiavonia, che vedete ancora chiuso. È qui che era stato ricoverato Adriano Trevisan, la prima vittima accertata, oltre ad avere patologie pregresse, anche di coronavirus. Al momento la regione, in attesa dei dati ufficiali della Protezione Civile, ha comunque diffuso un numero, sono 133 le persone, i casi accertati, una decina in più rispetto al dato che invece era stato diffuso ieri. Qui però c'è una grande voglia di ripartire anche all'interno dell'ospedale di Schiavonia, che ricordiamo resta ancora chiuso. Sono state però sanificati alcuni reparti, alcuni laboratori che sono aperti, come per esempio è aperto il reparto di oncologia, e i malati sono potuti tornare all'interno. Ma in tutta la zona, in tutta la regione c'è desiderio di ricominciare. A Padova è stato aperto oggi la tensostruttura, 11 tende all'interno delle quali potranno andare i pazienti con dei sintomi assimilabili al coronavirus. C'è l'appello dei viticoltori, naturalmente, che è un grosso comparto qui nella zona dei Colli Euganei, a non farsi prendere dalla paura, e il governatore del Veneto Luca Zaia aspetta direttive da Roma per capire se potrà o meno riaprire le scuole come aveva annunciato già per lunedì. Per ora da qui è tutto, a voi la linea. E appunto lo avete sentito.